Il risultato dei ballottaggi in Veneto: a Sandona Di Piave il sindaco del centro-sinistra Cereser approfitta della spaccatura del centrodestra e si conferma. A Martellago il centrodestra unito conquista la città dopo 24 anni. Nuovi sindaci anche a Bussolengo e Adria. Tragedia in montagna: turista inglese 48enne si lancia dal Monte Civetta con la tuta alare ma si schianta contro una vetta, vani i soccorsi. Grave incidente domestico nel Trevigiano: un noto imprenditore accende una lampada riscaldante in giardino ma un ritorno di fiamma lo investe, l'uomo ricoverato nel centro grandi ustioni di Padova. 1087 evasori totali scoperti nel 2017 dalla Guardia di Finanza in tutto il Veneto, solo uno dei dati del bilancio regionale delle Fiamme Gialle, oltre 215 milioni di euro di danni erariali. Polemica vaccini: 12 dottori considerati troppo vicini ai idee Novax sono sotto indagine dei rispettivi ordini a Padova e Vicenza. Minaccia un passante, poi lo aggredisce e lo deruba scappando con la fidanzatina, fermato dalla polizia Marghera un 17enne trevigiano. Viaggio nella memoria della Grande Guerra: Santa Croce del Montello, frazione di Nervesa, l'unico campanile d'Italia che intona l'inno del Piave. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione del nostro telegiornale, buon inizio di settimana, un inizio di settimana all'insegna ovviamente della politica, dopo il ballottaggio di ieri e 4 erano i comuni al voto per decidere con il ballottaggio il sindaco e dei 4 comuni al voto gli occhi puntati erano soprattutto su Sandona Di Piave nel Veneziano, dove il PD, il centro-sinistra, è riuscito a confermarsi con Andrea Cereser, approfittando anche della notevole spaccatura interna al centrodestra, Lega di fatto contro Forza Italia, e quindi Cereser ha battuto la rivale leghista Francesca Pilla, mentre a Martellago il ribaltone storico del centrodestra, che invece in questo caso unito, ha conquistato Martellago dopo 24 anni di dominio del centro-sinistra. Ma c'erano anche Bussolengo e Adria al voto, lo ravvediamo nel servizio come è andata. Al centro-sinistra in Veneto è rimasto un unico motivo per abbozzare un sorriso al termine della tornata amministrativa 2018 e questo motivo ha un nome e un cognome: Andrea Cereser. È lui, il sindaco uscente di Sandona Di Piave, a lasciare intatta la bandierina sul comune più importante in un ballottaggio nel quale l'affluenza, come nel resto d'Italia, è crollata, registrando nei 4 comuni al voto un massimo del 52% a Bussolengo e un minimo del 47% a Martellago. Dopo le cadute di Treviso e Vicenza, il PD mantiene dunque Sandona, con Cereser che rimane in sella, agguantando il 54,2% delle preferenze, battendo Francesca Pilla, fermata al 45,8% con la sua Lega sconfitta, unico neo del Carroccio nel trionfo generale veneto. Vittoria della continuità, quella di Cereser, ma non è difficile pensare che su questo risultato abbia pesato come un macigno la spaccatura del centrodestra. I veleni tra Lega e Forza Italia, le feroci accuse tra Pilla e il candidato azzurro Leo, in queste settimane sono state fatali. E all'indomani della sconfitta si è già aperto un processo che potrebbe avere conseguenze pesanti sui rapporti tra i due poli del centrodestra. Anche perché laddove il centrodestra è nato compatto, ha vinto. A Martellago ecco il ribaltone storico. Andrea Saccarola, già in vantaggio al primo turno, ha conquistato il 52,1% dei voti contro il 47,9% della sindaca uscente Monica Barbiero e un centrosinistra che cade dopo 24 anni alla guida della città. Singolare il caso di Bussolengo nel Veronese, dove a vincere è stato il civico Roberto Brizzi, 53,9%, ma che ha avuto l'appoggio sia del PD, senza simboli, sia da Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, che avevano dato indicazioni di votarlo, anche se l'avversario, la sindaca uscente Paola Boscaini, era sostenuta da Forza Italia, pur senza simboli. Sfida fratricida tra civiche e progressiste invece ad Adria, dove a prevalere è Omar Barberato, 65,2%, contro il portacalori ufficiale del centro-sinistra Lamberto Cavallari, sostenuto dal Partito Democratico, ancora una volta sconfitto. Questo dunque il quadro che completa dunque le elezioni amministrative 2018 in Veneto. Dalla politica adesso apriamo la pagina della cronaca, e la cronaca ci racconta ancora una volta di una montagna che non perdona, una tragedia nel Bellunese ieri, dove un turista inglese 48enne si è lanciato dal Monte Civetta con la tuta alare, ma qualcosa purtroppo è andato storto. Aveva deciso di fare un volo con la tuta alare assieme ad altri suoi amici, ma è precipitato contro una vetta. La vittima è un cittadino inglese di 48 anni. L'uomo si trovava nel Bellunese con una ventina di amici connazionali. Aveva deciso di lanciarsi insieme da un'altezza di circa 3.000 metri. In mattinata si sono fatti portare con l'elicottero sul Monte Civetta.
Poi il volo insieme, ma qualcosa è andato storto. Il 48enne è precipitato andando a schiantarsi contro le rocce. A dare l'allarme alcuni escursionisti che hanno assistito alla scena. Il posto è stato raggiunto dall'eleambulanza di Pieve di Cadore. Il corpo del pilota è stato recuperato dagli uomini del soccorso. Il volo con la tuta alare era la sua passione, raccontano gli amici. Era esperto. Ora saranno le forze dell'ordine che dovranno accertare le cause di questo tragico incidente. Intanto gli amici stanno sbrigando le pratiche burocratiche necessarie in questi casi. Il gruppo era arrivato nel Bellunese il 20 e doveva fermarsi fino al 30 giugno. È stata una giornata di super lavoro, peraltro nelle montagne anche vicentine. Fortunatamente non si sono registrate tragedie, ma come dicevamo tanti interventi. Sentiamo. Diversi interventi nella giornata di ieri da parte del soccorso alpino. Quello di Arsiero, impegnato in assistenza per una gara di mountain bike, è stato attivato per 2 atleti infortunatisi all'altezza di Monte Maggio per cadute autonome. La prima trasportata a Verona per trauma alla caviglia e la seconda una sospetta lussazione alla spalla. Terzo intervento, il più grave, a Velodastico, dove un uomo in bicicletta è precipitato in una scarpata per 40 metri. L'infortunato, 41 anni di Zugliano, con probabile politrauma, è stato recuperato con un vericello di 50 metri, trasportato anche lui all'ospedale di Verona. Invece il soccorso alpino di Recoaro Valdagno è stato allertato dal 118 per un escursionista in difficoltà sulla ferrata del Vaio Oscuro. L'uomo stava risalendo con 2 amici la variante quando, rimasto una cinquantina di metri indietro rispetto agli altri, nel tratto più impegnativo, non è stato più in grado di proseguire per l'affaticamento. Una squadra ha risalito la ferrata e raggiunto l'uomo. Dopo averlo assicurato, i tecnici lo hanno calato per circa 60 metri fino al sentiero sottostante e da lì lo hanno accompagnato al parcheggio. Un grave incidente domestico invece a San Biagio di Callalta nel Trevigiano, è un noto imprenditore ora ricoverato nel centro Grandi Ustioni di Padova. Stava mettendo il bioetanolo in una lampada decorativa da giardino che serve sia per riscaldare che per tenere lontano gli insetti. È stato un attimo, prima uno scoppio improvviso, poi le fiamme che hanno avvolto Virmel Archiutti, 44 anni, noto imprenditore di San Biagio di Callalta. La compagna che ha assistito alla scena ha gridato disperatamente all'uomo di gettarsi in piscina. Lui con prontezza si è gettato in acqua, gesto che gli ha salvato la vita. Poi la chiamata al 118, la corsa in ospedale al Cafoncello di Treviso. Il 44enne è stato successivamente trasportato e ricoverato nel centro Grandi Ustionati di Padova. Le sue condizioni sono serie, ma secondo i medici dovrebbe rimettersi in 2 mesi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per spegnere dei piccoli roghi. Nel giardino infatti avevano preso fuoco anche alcuni oggetti. Ieri a San Biagio di Callalto non si parlava d'altro. Il sindaco Alberto Cappelletto augura ad Archiutti una pronta guarigione e spero di vederlo presto affrontare altre sfide imprenditoriali. Un incidente invece all'aeroporto di Padova con un pilota di un aereo privato che è rimasto ferito gravemente al braccio. Padova, l'elica dell'aereo privato al quale aveva appena fatto il pieno di carburante durante uno scalo nel piccolo aeroporto Allegri di Via Sorio lo ha colpito violentemente ad un braccio sfiorandogli il viso durante il riavvio manuale del velivolo. Trasportato subito al pronto soccorso e quindi sottoposto ad un intervento chirurgico, un 51enne di Desenzano se l'è cavata con una frattura scomposta. Sul posto anche i carabinieri. Sono stati 1087 gli evasori totali scoperti in Veneto nel corso del 2017 dalla Guardia di Finanza, che ha fatto luce anche su 215,5 milioni di euro di danni erariali e risorse pubbliche richieste o percepite in frode e scoperto anche 78 milioni di euro di patrimoni illeciti, oltre ad aver individuato aziende riconducibili alla criminalità organizzata. Sono alcune delle cifre dell'attività del Comando regionale della Guardia di Finanza, rese note in queste ore per il 244esimo anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle. Tra le altre cifre anche 3,3 milioni di euro confiscati a 50 grandi evasori fiscali connotati da pericolosità economica finanziaria, verbalizzati 322 datori di lavoro per aver impiegato oltre 3.500 lavoratori in nero o irregolari. Ancora, confiscati, questo altro dato importante ma anche inquietante, confiscate alle mafie 11 milioni di euro e tolti anche dal mercato illegale 15 milioni di prodotti contraffatti e irregolari, un'altra piaga per l'economia del Veneto. Altra questione, altro dibattito di questi giorni, di queste settimane, di questi mesi in realtà, ma che si è accelerato ovviamente dopo le parole del ministro, del vice premier Matteo Salvini di questi giorni. Parliamo di vaccini e la notizia è che in Veneto ci sono altri 12 dottori considerati vicini alle teorie Novax che sono sotto indagine, sotto osservazione da parte degli ordini rispettivi, 3
di questi medici sono a Padova e ben 9 a Vicenza. Gli ordini stessi adesso hanno annunciato che promuoveranno una campagna con cartellonistica e convegni in tutta la provincia a sostegno proprio dei vaccini. Nessuna persona di buon senso, secondo l'ordine di Padova, può davvero pensare che siano inutili e dannosi, e credo che anche la politica non ambisca a una popolazione malata di poliomelite o di morbillo. Questo dice l'ordine di Padova. Sappiamo della polemica di questi giorni, ma proprio in questi giorni è intervenuto anche il numero 1 della sanità trevigiana, il direttore dell'ULSS 2, Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, a sostegno non tanto della questione della bontà dei vaccini quanto della coercizione, quindi della legge Lorenzin. Sentiamo le sue parole. Abbiamo l'esperienza passata e l'esperienza passata dimostra che quelle 6 vaccinazioni importanti sono quelle che danno la garanzia e le altre sono opzionali. Servono, ovviamente servono, ma possono essere condivise coi genitori, spiegando ai genitori l'importanza anche di queste vaccinazioni. Vaccini obbligatori? Troppi. E stavolta non lo dice Matteo Salvini, ma il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Mentre le parole del vice premier leghista, 10 vaccini obbligatori sono inutili e dannosi, scatenano la bufera anche nel governo per intromissione di campo, il numero 1 della sanità trevigiana chiarisce il concetto lungi dal voler alzare i polveroni, perché il problema, dice, non sta nella bontà dei vaccini, sta nella coercizione. Io non mi permetto poi di entrare nei meriti della politica perché non è il mio compito. Da tecnico posso dire, perché questi sono dati obiettivi, che prima il Veneto non aveva l'obbligatorietà e le cose comunque funzionavano, la gente si vaccinava, e credo che sia importante, ecco, più che imporre, qualche volta aiutare ad arrivare ad accettare le vaccinazioni, perché le vaccinazioni servono indubbiamente. E lo fa portando ad esempio proprio il Veneto. Fino alla legge attuale non aveva l'obbligatorietà. Noi abbiamo sempre avuto percentuali del 95%, quindi adesioni oltremodo superiori al resto d'Italia, e adesioni tracciate, quindi vere adesioni, per cui questa legge ha ovviamente cambiato l'assetto, per cui ritornare come era prima, io credo che le adesioni le abbiamo lo stesso, perché molto importante è la prevenzione. Intanto proprio in Veneto restano scoperti 21.000 tra bimbi e ragazzini da 0 a 16 anni completamente scoperti. Nella Marca i fuori regola sono il 3% circa. Tutti questi a settembre verranno sottoposti a una verifica, poi, se la legge Lorenzin non dovesse cambiare in questi 2 mesi, scatteranno i provvedimenti. Per le scuole dell'infanzia, quindi gli asili nido, ovviamente noi andiamo a verificare se ci sono state fatte le vaccinazioni, almeno iniziate, lo comunichiamo alla scuola, e la scuola ha l'obbligo, la scuola materna dell'infanzia, di non fare più entrare i bambini, accedere i bambini. Nelle scuole dell'obbligo, invece, pagando la sanzione amministrativa, si può ovviamente continuare a frequentare la scuola. Torniamo alla cronaca adesso, andiamo a Marghera, siamo nel Veneziano, nella terraferma veneziana, quando il bandito, il criminale, ha appena 17 anni, è accaduto proprio a Marghera, dove un minorenne ha aggredito per rapina un passante. Ci racconta quanto accaduto al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Marghera, una brutta disavventura sabato pomeriggio intorno alle 18:30 per un giovane veneziano. Si trovava infatti in piazzale Giovannacci quando è stato avvicinato da una coppia di minorenni trevigiani. Il ragazzo ha iniziato a minacciarlo con una bottiglia in mano, intimandogli di consegnargli tutto quello che aveva. Inizialmente il veneziano ha cercato di allontanarsi e di non dargli retta, ma quando il minore ha iniziato a spingerlo, strattonarlo, cercando anche di rubargli lo zaino, ha tirato fuori il portafoglio consegnandogli i soldi che c'erano all'interno, comunque non più di 10 euro. A quel punto l'aggressore ha preso il bottino e si è dato alla fuga. Nel frattempo però un'amica del rapinato era riuscita a scattare una foto della coppia, confermando poi l'identikit alla polizia. Il ragazzo aveva i capelli rasati, una cresta, indossava dei pantaloni mimetici, mentre la ragazza che era con lui aveva i capelli lunghi biondi, una maglia nera e una borsa chiara. È aspettato ad una pattuglia della Digos che aveva sentito la nota radio con l'identikit ed era poco lontana da via Trento a Mestre, fermare i due che sono stati portati in questura e poi identificati. Per il rapinatore di 17 anni è scattata la denuncia in stato di libertà per rapina aggravata. A suo carico c'erano anche numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti e anche detenzione di materiale pornografico. Da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso parliamo di spaccio di droga. A Padova nasce una mappa dello spaccio in città grazie ai dati sugli interventi delle forze dell'ordine e anche alle segnalazioni dei cittadini. Dagli ultimi dati diffusi a Padova non ci sono dubbi, vi è stato un forte aumento dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, così come è in crescita la presenza di spacciatori e di tossicodipendenti. Lo denunciano i responsabili di tutti i circoli padovani di Fratelli d'Italia, che hanno creato una sorta di mappa dei luoghi dello spaccio in città, tenendo conto degli interventi delle forze dell'ordine e delle segnalazioni dei cittadini in ogni quartiere. Un lavoro destinato ai volontari, che nelle prossime settimane passeggeranno per le strade, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine in caso di situazioni anomale. Un degrado che colpisce non solo le periferie ma anche il centro storico, e per questo i dirigenti di Fratelli d'Italia chiedono alla Giunta Giordani quali urgenti interventi intenda adottare per contrastare in modo efficace l'aumento dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti sul territorio padovano. Intanto la questione sicurezza, visto che ormai è iniziata l'estate, continua a tenere banco perché i sindacati di polizia denunciano l'arrivo di pochissimi rinforzi per l'estate, soprattutto ovviamente nel veneziano. 12 uomini della Polizia di Stato solamente inviati come rinforzi estivi, rinforzi che giudichiamo ridicoli. Ci sentiamo presi in giro dal Ministero dell'Interno, denuncia il sindacato di polizia. Sono state destinate solamente 12 unità di rinforzo per la stagione estiva dal 20 luglio al 20 agosto, quando solamente a Chioggia ce ne vorrebbero 15. Numeri mai visti prima, denuncia Armelao? Pochi anni fa ne arrivavano una trentina, a Jesolo ne andavano 15, a Chioggia ne andavano 6-10. Ripeto, probabilmente da quello che si sente dire, probabilmente il commissariato di Chioggia non arriverà nessun uomo, nessun rinforzo, e quindi il commissariato di Chioggia con il personale a disposizione dovrà fronteggiare, ovviamente non dico un'emergenza, ma sicuramente un aumento spropositato dovuto appunto alla presenza di turisti. C'è sempre, tra virgolette, il problema di Conetta, sappiamo che la vigilanza del commissariato di Chioggia va anche su Conetta per la presenza di profughi, sicuramente 2/3 in meno rispetto all'estate scorsa, però comunque i cittadini chiedono presenza sul territorio. Di qui l'appello al neoministro dell'Interno, ai parlamentari veneti, ma anche ai sindaci dei territori maggiormente interessati. È chiaro che Salvini è arrivato da poco e non può sicuramente risolvere tutti i problemi, però questi numeri non si erano mai visti. Pensiamo solo che la Polizia di Frontiera, che è ovviamente anche lei sotto organico, manderanno solo 6 agenti che andranno ad occupare un posto per ogni turno, quindi una persona andrà a coprire in parte forse il personale che andrà in ferie, perché parliamo di rinforzi estivi con personale che deve fare le sacrosante ferie. Questi numeri sono completamente insufficienti, è una presa in giro. Mi appello, oltre al ministro Salvini, anche ai parlamentari eletti nella provincia di Venezia. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, e ripartiamo da Venezia, dalla rivoluzione in arrivo per il Tronchetto. Sarà firmato nelle prossime settimane tra tutti i soggetti coinvolti il gigantesco piano di ridisegno dell'isola del Tronchetto che la città attende da anni. Lo annuncia il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Verrà fatta la caserma dei Carabinieri, che è fondamentale, l'abbiamo garantito al Ministero dell'Interno, al Ministero assolutamente sicuro questo. Verranno dato lo spazio ai commercianti del pesce. Il mercato del pesce all'ingrosso si trasferirà nei deserti edifici di quello che secondo il piano mai completato delle precedenti amministrazioni doveva diventare l'interscambio per il trasporto merci. Una parte del complesso sarà occupata da uffici della polizia locale. Quel piano non prevedeva questo bussolotto vuoto, se ci fate il giro intorno è vuoto, bussolotto che Scanu dice fondamentale per la gestione del trasporto pubblico praticamente sovietico, perché di fatto era una specie di pianificazione, tutto doveva passare da sto bussolotto, è stato fatto anni fa, quando Scanu era in Consiglio Comunale, non ha mai detto niente. Adesso a noi invece rimprovera il fatto che abbiamo pensato di utilizzarlo per il magazzino dell'ingrosso del pesce, che invece è una situazione veramente indecorosa. Ai piedi del People Mover saranno dunque riorganizzati i banchetti per i turisti informalmente noti come la Casba,
Un termine inutilmente dispregiativo, sostiene il sindaco, per commercianti che svolgono attività legittime. Qui arriveranno i pullman invece che in maniera confusa come adesso ci sarà una stazione di arrivo vicino al people mover in maniera che la gente e vicino ci saranno anche i commercianti. Nel luogo attualmente occupato dai banchetti sorgeranno invece delle nuove attività economiche. Verrà fatto un albergo e un centro diciamo di servizi fatto proprio da questi privati che stanno sviluppando tutta l'area. Verrà risistemato l'arrivo al ferry boat, reso più accessibile, cioè allargheremo la strada in maniera tale che ci sia sempre una viabilità e tutto questo io penso che nell'arco di qualche mese sarà completato, nel senso firmato, organizzato, costruito e chiuso. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di memoria della Grande Guerra e questa volta, più che un oggetto, come vi raccontiamo di solito, vi mostriamo il simbolo di una comunità che continua a mantenere vivo proprio questo simbolo e soprattutto il ricordo dei soldati che sacrificarono la loro gioventù sulle sponde del Piave. È l'unico campanile in Italia ancora funzionante che intona l'inno del Piave. L'altro, a Moriago della Battaglia, è fermo da tempo, ma qui a Santa Croce sul Montello, ogni giorno alle 12 e alle 15, si rinnova con il tocco delle campane il ricordo dei tanti che combatterono sulle sponde del fiume sacro alla patria. E qui a Santa Croce in particolare si ricordano i giovani che in quel 1917 dopo la rotta di Caporetto vennero arruolati ancor prima di essere considerati adulti. Quei ragazzi della classe 1899 che la storia consegnerà come la miglior gioventù in trincea per l'Italia. È passato un secolo da quei tragici giorni, ma il campanile continua a ricordare le loro gesta, assieme a quelle dei fanti, degli artiglieri, degli alpini, che proprio oggi, 100 anni fa, respinsero definitivamente gli austro-tedeschi nell'offensiva del solstizio. E qui, a ricordarli con l'inno composto di getto da un impiegato delle Regie Poste di Napoli, è diventato simbolo della nuova Italia realmente unita dalla vita di trincea, c'è Giovanni Bortolini, il campanaro di Santa Croce e del Montello. Senta, ma per lei cosa significa far suonare questo inno? Non lo racconta, ma si emoziona ogni volta che attiva il meccanismo che da oltre 70 anni ripete lo stesso rito, un carillon che Bortolini ha imparato a riparare da solo in un volontariato dedicato ai ragazzi del 99 che è diffuso in tutta questa piccola comunità del Montello. Quante volte le chiedono di suonare l'inno del Piave? Dipende. Ma non c'è tanta gente che sa? Sì, c'è gente che lo sa, però siamo pochi. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccontarvi non l'oggetto di una famiglia, ma di una intera comunità che lo custodisce con la volontà di mantenerlo vivo per le future generazioni. Ed è in fondo questa la preoccupazione di Giovanni il Campanaro, perché dopo di lui al momento non c'è più nessuno che saprà aggiustare il carillon del Piave e dei ragazzi del 99. Questa volta dunque vi abbiamo raccontato il simbolo di una comunità, ma voi continuate a segnalarci gli oggetti, i vostri oggetti della memoria della Grande Guerra, lo potete fare come sempre con un sms o un WhatsApp al 340-321-8728 oppure mandando una mail a treviso@antena3.it e noi verremo a raccontare la vostra storia. Restiamo nel Trevigiano, parliamo di calcio, ma non di una partita di calcio qualsiasi, perché nel weekend è andata in scena a Caerano di San Marco una partita, anzi una serie di partite, un torneo davvero singolare. Oggi noi giochiamo a calcio, ci divertiamo a giocare a calcio, di solito facciamo giocare, giochiamo a calcio e arbitriamo. Sembra una partita di calcio come tante altre, ma non lo è, e anzi è un evento per certi versi raro. I 22 giocatori infatti sono tutti arbitri, ma senza fischietto, per una volta scesi in campo solo per giocare, rincorrere il pallone e possibilmente vincere. Attività che rasenta l'eresia per chi il resto dell'anno fischia falli e schiva palloni. Fatto sta che nella pedemontana asolana sono stati ben 470 i fischietti dell'Associazione Italiana Arbitri che si sono ritrovati tra sabato e domenica per disputare il torneo del Prosecco. Il divertimento per loro è assicurato, ma gli interrogativi per gli spettatori sono diversi.
Ad esempio, come se la cava un arbitro con la palla tra i piedi? Sicuramente è meglio con il fischietto che con la palla, però anche con il pallone è una bellissima occasione per divertirsi, scambiando due parole, conoscendoci. C'è stata qualche entrata in scivolata, qualche fallo un po' più pesante degli altri? Non essendo abituati a giocare ma ad arbitrare, succede che magari un po' di condizione fisica non eccellente, qualche entrata sbagliata e c'è qualche infortunio, però nel complesso bene, direi. Scivolate, rimpalli, alla fine della rocambolesca azione il gol arriva, ma qualcuno a bordo campo borbotta, era fallo, ma che, gli risponde un altro, si è buttato per finta, perché ogni arbitro che si rispetti sa riconoscere un fallo di simulazione e forse proprio per questo da giocatore sa nasconderlo meglio. Bellissima domanda questa, ma diciamo che no, diciamo di no, insomma dai, non lo sa fare, magari qualcuno prova a farlo. Il fair play tra questi signori è un dovere istituzionale, ma la partita è partita e nessuno vuole mai perdere, lo sa bene lui. L'arbitro che rimane arbitro anche nel giorno in cui tutti i suoi colleghi si concedono uno svago. In qualche frangente, qualche episodio avranno la tecnica non perfetta, però cercano sempre di arrivare sul pallone, qualche volta in ritardo, però non con cattiveria. Complimenti agli arbitri e giocatori allora. Adesso siamo davvero in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione a partire da ore 13, fra pochissimo. Vi aspettiamo in diretta per parlare di scuola. Perché tanta violenza e bullismo tra i banchi di scuola? Un tema molto molto caldo. Chi deve educare? Famiglie o professori? In studio con noi Gianfranco Bardelle, presidente del CONI regionale del Veneto, Fabio Paio, dirigente scolastico di Grantorto nel Padovano, e Teresa Merotto, segretario generale scuola CISL Belluno Treviso. Vi aspettiamo le chiamate alle 0422 162 6798 per chiamare in diretta. E ovviamente le vostre domande, i vostri commenti e i vostri post sulla pagina Facebook di Antenna 3. Questa sera poi 20:10 per parlare della politica cittadina a Treviso, ma non solo, con Giancarlo Iannicelli, consigliere comunale della lista Mario Conte sindaco, e Giovanni Tonella, segretario cittadino del Partito Democratico. Peraltro questa sera nel corso dei nostri telegiornali vi racconteremo della nuova giunta di Mario Conte che viene presentata proprio in questo momento a Treviso, quindi la nuova squadra del sindaco di Treviso Mario Conte. Poi questa sera 21:15 Ring, la politica alle corde, e un titolo che è tutto un programma: Salvini schiaccia i grillini, visibilità, indirizzi di governo, poltrone e vittorie alle amministrative. Salvini piglia tutto e ora nella maggioranza giallo-verde c'è un dato non trascurabile da analizzare. Ne parliamo con il senatore Andrea Ostellari della Lega, Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico del Veneto, Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Massimiliano Barison, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Da non perdere dunque Ring dalle 21:15. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Bentornati al meteo di Antenna 3. Il tempo va migliorando sulle nostre regioni, ma vediamo insieme il dettaglio di lunedì 25 giugno. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano, ma in genere senza precipitazioni associate. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 17 gradi. I valori massimi oscilleranno invece tra 21 e 26 gradi. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato un po' ovunque, con la presenza al massimo di qualche nube sparsa, ma non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 17 gradi. I valori massimi saranno oscillanti invece tra 24 e 26 gradi. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà un po' più instabile, con il rischio di qualche piovasco a carattere sparso, specie nel pomeriggio, soprattutto sulle aree del Garda. Uno sguardo alle temperature, con le minime che saranno intorno ai 12 gradi. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, essi saranno compresi tra 24 e 27 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.